Sono qua che aggiorno il gruppo del WhatsApp. Ho messo dentro tutte le mie vecchie fiamme. Hai aggiunto qualcun altro? Sì, ho zontato allora. Gaetano il pelicano. Scusa. Le chiama così perché il doppio Ah, vabbè, fa che l'abbia mai una balla de canon. L'è tanto simpatico. E in più è Gavaria la casa a Punta Sabbioni. Ah, direte, beh, insomma, vabbè. Dopo che ho zontato Marietto Lazzaro, Marietto Lazzo. perché quando finiva il turno alla Telve, Mitica Tele. lei era così stracco, così stracco, che si fermava al bar per un caffè ma si addormentava sul tavolo. Ah, ok. E quando che era ora di serrare il bar, che diceva, oh, alzate e cammina. Allora E che ha una bella pensione. Anche, Solo che quando è alle 8:30 il tacca a non far. Va bene tutto, ma è anche andare alla pista alle 6 di sera. no. Dopo ho sentito anche al Ginetto tanti auguri. come mai si chiama? Io diciamo così, perché ha una specie di ticchio. Tic. Che quando si agita fa... E lei le toglie in giro che dice, Ginetto, tanti auguri, lui si infufa. E dopo, come Sorrento, Sandro Sguinaville. Vinaville? Sai, Che è? guarda. Sì, come la cola, no? Sì. Aspetta a contarti delle sommagagne. E non te mola più l'MPK, perché sto qua è un trilocale di Driovia Nuova. Ah, Eccola. addirittura. Che c'era da sistemare i serramenti, ma ha avuto a metà in 2 minuti ti si salco in. Beh, vero, non ti sei ancora decisa, non ti sbilanci. Ma che allora, decisa. no, Sai che vado dalla psicologa? Sì, avrà un nome, sta psicologa. Sì, Patrizia. Perfetto. Dottoressa psicologa Patrizia. Sì. Ho detto, che cosa go? L'ha detto, sai che è la sindrome del Ruma. Come? Quando te vai ai banchetti, no? Che è il banchetto tutto a 5 euro, no? Sì, Che ti sì. sei da rumare. ok. Solo che non ti si vuole da decidere. E te stai lì tutta la mattina e quando te vai a casa, sì. ti sei ancora lì che te pensi, magari una più bella. E te torni la settimana dopo. Quella è la sindrome del Ruma. Ho capito, abbiamo ho capito. capito. Vi saluto, Brava. vi Caro. faccio tanti auguri e se non se vediamo, buona fine e buon inizio anche a te e famiglia.